Il sindaco di Mogliano, Carlo Arena, dopo la protesta di un cittadino che aveva segnalato una situazione poco edificante nel cimitero di Bonisiolo, ha subito fatto una verifica. I lavori, secondo il residente che ci ha contattati, sono iniziati il 23 gennaio e da allora continuano. Mi sono informata, la ditta che sta gestendo i cimiteri di Mogliano, che è la ditta Melillo, sta lavorando, fa dei lavori di manutenzione e di riorganizzazione dei cimiteri. E quindi ci siamo trovati probabilmente in questa fase di opere in corso. Decine di lapidi sono state spostate per permettere l'esumazione di alcuni defunti ed è proprio questo il punto. Le opere sono ancora in corso. Le assi di legno spaccate e accantonate avrebbero allontanato da questo luogo di silenzio e preghiera molte persone, soprattutto anziane, che ogni giorno invece desideravano far visita ai propri cari. Probabilmente il cittadino che ha rilevato questo sarà arrivato proprio nel momento in cui la ditta stava lavorando. Sono cose che succedono, d'altro canto quando si lavora succede anche questo. La speranza dei cittadini è che i lavori vengano ultimati al più presto.